63 opere mai esposte prima d'ora o mai ammirate nella veste attuale attraverso un nuovo percorso espositivo dedicato alla pittura veneziana e veneta del 600 e 700. Con l'inaugurazione di altri nuovi spazi, le gallerie dell'Accademia di Venezia proseguono in un percorso di ampliamento della superficie espositiva e quindi dell'offerta artistica che non si è ancora concluso. Alle spalle c'è un lavoro enorme, c'è un lavoro di 4 mesi, diciamo a conclusione di un percorso molto lungo, anche cominciato prima di me, in cui lo staff del museo ha dato tantissimo. Noi crediamo veramente che queste sale daranno un'immagine completamente nuova delle gallerie dell'Accademia, non solo perché integrano il percorso, diciamo già ricchissimo della scuola pittorica locale, di tutto ciò che avveniva a Venezia nei secoli, ma anche diciamo, la qualità diciamo, della luce, delle finiture, per noi è molto bella. All'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Cultura Dario Franceschini e il presidente della regione Luca Zaia. Tra le opere che colpiscono anche per la loro storia c'è il Castigo dei Serpenti, una tela di Giambattista Tiepolo lunga più di 13 metri, che originariamente si trovava nella chiesa veneziana dei Santi Cosma e Damiano ed oggi torna ad essere visibile dopo un minuzioso lavoro di restauro. È un dipinto che è stato lasciato per 70 anni ripiegato in una scuola, in una chiesa in deposito, e lì è stato praticamente dimenticato fino al 1894 quando è stato recuperato, ma mai è stato restaurato dal punto di vista pittorico, per cui rimanevano come dei tagli, come delle profonde cicatrici che questa volta abbiamo deciso di sanare, e siamo convinti di quello che abbiamo fatto, di aver recuperato un grande capolavoro.